Diciamo che la notizia positiva è che questa emergenza umana è stata risolta. Penso che più di qualcuno come me si sia vergognato che 30 persone siano state costrette a dormire in un pullman. È stata messa una pezza, ma l'emergenza è tutt'altro che risolta. A mezzogiorno di oggi è stata trovata una collocazione ai 39 profughi che hanno passato la prima notte nella Marca confinati in un pullman in stazione e la seconda all'interno del circolo marocchino Ilail, perché in tutta la provincia non c'erano più strutture che li potessero ospitare. Un caso che ha portato la città di Treviso alla ribalta della cronaca nazionale, l'emblema di un territorio che da solo non riesce più a far fronte all'emergenza. In 20 verranno portati presso gli alloggi di un'industria casier, 5 andranno alla Caritas, 7 a Montebelluna, 3 minori tra Padova e 3 Baseleghe. Dal vertice odierno in prefettura esce un sindaco non poco contrariato. Era lui l'unico primo cittadino convocato e per Manildo è arrivato il momento di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In questa vicenda sono troppe le cose che dovrebbero essere fatte in modo diverso. Innanzitutto oggi mi sarei aspettato un coinvolgimento maggiore anche da parte degli altri sindaci. Dalla prefettura invece totale e significativo silenzio stampa, ma scene come quella di ieri in stazione, è convinto il sindaco, sono destinate a ripetersi se non si interviene al più presto a livello di politica nazionale. Una previsione purtroppo abbastanza verosimile, è vera, anzi non verosimile. Arrabbiato e al contempo preoccupato il presidente della provincia. La situazione è drammatica in quanto nessuno nel tavolo tecnico, come è stato definito, non è in grado di soddisfare i requisiti per l'accoglienza. Ma se questi sono terroristi dell'ISIS camuffati, essendo quasi tutti quanti, sono tutti uomini, chi ci dà la certezza della nostra incolumità e della nostra garanzia anche in termini poi che queste persone non vadano a delinquere? Gli arrivi potrebbero riprendere tra 2 o 3 giorni e allora si sarà al punto di partenza. Si valuta la possibilità di aprire le porte delle caserme ai profughi. Adesso la prefettura dovrebbe attivarsi con il Ministero della Difesa, quindi la domanda va fatta da Ministero dell'Interno a Ministero della Difesa per avere questa possibilità di utilizzare le caserme. Se la risposta dovesse essere picche e se il Ministero dell'Interno continuerà ad assegnare profughi alla provincia di Treviso, la soluzione, sebbene tutti la vorrebbero evitare, sarebbe quella delle tendopoli. Si è parlato anche di tende, ma si ritiene che sia proprio la soluzione drammaticamente ultima e non c'è l'intenzione di fare questo.